Giunge alla 35esima edizione l'Expo della Fontana Buona. Il Gallo Appennino Genovese rinnova il suo appoggio alla manifestazione, attesa come uno degli eventi per l'intera vallata. È un momento importantissimo perché l'Expo Fontana Buona dà la possibilità al nostro entroterra di avere quella visibilità che merita proprio per portare avanti tutte le sue tradizioni e tutte le sue peculiarità. 4 giornate di apertura negli spazi messi a disposizione dalla città metropolitana di Genova con il sostegno della Camera di Commercio. Per gli abitanti della valle l'importanza della manifestazione risiede nel desiderio di porre l'attenzione su alcune criticità del territorio. Parliamo di infrastrutture importantissime, sono la viabilità. Ora ho visto che si sta un po' facendo un refresh a tutta la parte della S225, ma sicuramente sarà il tunnel della Fontana Buona, ma anche tutta la parte della infrastruttura digitale, quindi banda larga. Ci sono delle idee progettuali interessanti e secondo me ci può essere lo spazio per veramente dare una svolta e far sì che questa bella valle non sia più isolata o quantomeno che abbia delle difficoltà di transito, di accesso come in questo momento, ma abbia un collegamento veloce con la A12. La manifestazione 2019 si è avvalsa anche della collaborazione con l'Istituto Caboto. Abbiamo realizzato il manifesto grafico a cura di una nostra diplomata di quest'anno, la Adele Baldi, che in realtà è figlia d'arte perché è la figlia della Sabrina Di Santo, che è una nostra docente. Poi per quanto riguarda l'assistenza, la registrazione, i servizi di segreteria che i nostri ragazzi forniranno nei 4 giorni dell'Expo della Val Fontana Buona. Oltre agli eventi, l'intenzione degli organizzatori è quella di promuovere lo sviluppo del territorio. Siamo riusciti a cominciare a vederne, traghettare questa società in una situazione molto più favorevole e ne è la dimostrazione il 1 milione di risorse che abbiamo potuto incanalare quest'anno proprio in 12 mesi sul territorio, risorse che erano ferme da diverso tempo.